Holidays are coming, holidays are coming, holidays are coming, holidays are coming. 'Tis the season, watch out, look around. Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. In vista delle vacanze di Natale le misure di sicurezza saranno aumentate nelle piazze e nelle vie cittadine e attenzione ai botti di fine anno. Siamo con Raffaele Padrone, vice segretario del sindacato FSP Polizia di Stato, per chiedere che anno è stato questo per la polizia. Ma è stato un anno sicuramente pieno di iniziative, soprattutto da parte della FSP, sia a livello centrale che a livello locale. A livello centrale chiaramente sono state toccate delle argomentazioni come il contratto di lavoro che era scaduto già da 9 anni e sicuramente il riordino delle carriere che comunque dovrà essere rivisto, questo lo posso anticipare per il corso dell'anno 2019. Si avvicinano le feste, le vacanze natalizie e vedremo piazze blindate? Ma sicuramente ci sarà una disposizione di quegli uomini che ci sono, sicuramente con l'ausilio anche di personale che verrà sicuramente da darci una mano da città come Padova, il reparto prevenzioni o il sistema UOPI di Trieste, per garantire la sicurezza ai cittadini. Mi sento di dire una cosa importante: attenzione il 31 dicembre con i botti, perché non vogliamo ritrovarci qua con l'anno nuovo alle prime ore del 2019 a guardare quali sono i feriti causati dai botti e da qualsiasi tipo di esplosivo che è anche consentito, però che va usato e maneggiato con un'estrema cautela. Quindi io auguro a tutti gli uomini del comparto sicurezza, uomini e donne del comparto sicurezza in particolare, auguri e buon anno. Un progetto di valorizzazione culturale sostenuto dai cittadini e da Friuli Ovest Banca permetterà di recuperare un importante affresco alle stanze di Séquoise.